Sportivi siciliani, ben ritrovati per questo ennesimo appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito tutti i martedì sera, a partire dalle ore 21, in prima serata, l'appuntamento con il calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Tanti risultati, tante classifiche, tante immagini e anche, giustamente, tanti gol. Iniziamo subito con la Serie D. Campionato di Serie D che ancora una volta vede protagonista il Palermo, ma a seguire questo Savoia che non molla. Guardiamo subito i risultati di questa domenica. Marina di Ragusa batte ACR Messina 1-0, Città di Aciriale batte Marsala Calcio 3-1, Corigliano batte Biancavilla 2-0, Giuliano batte Roccella 3-2, Nola batte Licata 2-0, vittoria del Castrovillari a Palmi per 4-3, Troina San Tommaso 0-0, Palermo batte FC Messina 2-0 ed infine vittoria del Savoia per 3-0 contro la Cittanovese. Questa è la classifica della 22esima giornata, in testa abbiamo come al solito sempre il Palermo con 51 punti, Savoia 46, FC Messina 39, 37 per il Troina, 36 per il Giuliano, 35 per il Licata, Città di Aciriale 33, Biancavilla e Cittanovese 32, ACR Messina 30, 27 punti per il Nola, 22 Castrovillari, 20 Marina di Ragusa, 19 punti per Marsala e Corigliano, 18 Roccella, 14 San Tommaso, 11 punti chiude la classifica la Palmese. E adesso sguardo al tabellino del prossimo turno, sesta giornata di ritorno, domenica prossima, domenica 9 febbraio. Questi gli incontri: Biancavilla Palmese, Cittanovese Palermo, Castrovillari Troina, FC Messina Nola, Licata Corigliano, Marina di Ragusa Giuliano, Marsala ACR Messina, Roccella Savoia e chiude San Tommaso Città di Aciriale. Iniziamo subito con un derby tutto siciliano, la CR Messina che tra le mura amiche ospitava il Marina di Ragusa. Vittoria per la squadra di Utro. Questa è ACR Marina di Ragusa, ben trovati amici appassionati dallo stadio Franco Scoglio in San Filippo per raccontarvi della 22esima giornata del campionato di Serie D per il girone I ACR che gestirà il primo possesso di questa sfida dopo un quarto d'ora di noia. La prima occasione di marca rossoblu col corner dalla sinistra di Veraghi, prova ad avventarsi sulla sfera Pietrangeli non centrando però il bersaglio grosso, quando prosegue ad oltranza la contestazione da parte dei nuclei ultras nei confronti della proprietà biancoscudata. Marina di Ragusa che si rende pericolosa ancora una volta in contropiede con il suggerimento profondo di Diop per Valdè, esce Avella dalla propria area di competenza e viene anche travolto dal numero 9 rossoblu che si beccherà il giallo da parte del direttore Garas. Prova ad accendersi allora all'altro lato la stella di Biccio Arcidiacono che sguscia a Puglisi, mette dentro il pallone, non arriva per un soffio il capocannoniere biancoscudato Antonio Crucitti. Ancora dall'altro lato la velocità di Valdè mettere in seria difficoltà la retroguardia biancoscudata, qui deve fare gli straordinari De Meio frapponendosi fra l'attaccante Mazzaridaro e la porta di Avella. Dal corner che ne consegue si presenta sul punto di battuta Veraghi, palla dentro sul quale però non riesce a svettare Valdè, probabilmente infastidendo anche l'eventuale colpo di testa da parte di Giuliano. ACR Messina praticamente innocuo dalle parti di Pellegrino dopo i primi 45 minuti di gioco, duplice fischio il direttore gara Schiavon di Treviso e squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziali di reti bianche e continua a rumoreggiare la tifoseria biancoscudata quando opera il primo cambio mister Zeman gettando nella mischia Rossetti, prova allora ad illuminare la strada ad Arcidiacono Crucitti con questo filtrante, ma c'era la posizione di offside ravvisata dalla prima assistente Stefania Genoveffa Signorelli. Ancora cambi per i biancoscudati, spazio a Manfreda Cataldi e Giuseppe Bonasera che prende il posto di Angelo Caparella. Si fa notare subito l'ex Camaro qui aprendo a destra dove arriva la corrente Cataldi, il diagonale però viene neutralizzato in presa bassa da Pellegrino. Dall'altro lato torna ad offendere il Marina di Ragusa, il corner di Veraghi sul quale stacca Dioppo non riuscendo però a centrare lo specchio della porta difesa da Avella. Messina che si affida invece per lo più a queste iniziative personali portate avanti da Biccio Arcidiacono, qui non riesce a battere a rete Antonio Crucitti su suggerimento proprio del numero 7 da
sinistra, all'altro lato Baldé soffia il pallone a Bruno, prova a servire Diop, penetra in area di rigore, l'ex Troina sterza, va sul sinistro, Bruno si fa perdonare l'errore commesso in precedenza dagli sviluppi del corner che ne consegue sempre il numero 8 rossoblu a scodellare dentro, sfera che viene smorzata da Di Bari, sopraggiunge però Pietrangeli sul secondo palo, rimessa dentro per Baldé, colpisce il legno alla sinistra, Diavella è anche sfortunata, ora la compagine mister Salvatore Udro, al 74esimo però Veraghi, linea difensiva dell'ACR molto alta, svetta Giuliano e batte Michele Avella ammutolendo il Franco Scoglio di Messina. Marina di Ragusa sorprendentemente avanti grazie alla rete del proprio numero 6 classe 90 Simone Giuliano. Vengono premiati gli sforzi dei ragazzi di mister Salvatore Udro, prova invece a correre ai ripari mister Zeman, qui Crucitti serve Rossetti, fa tutto da solo Rossetti, lo fa benissimo l'ex Sicula Leonzo e Catania, Rossetti, Pellegrino ci mette i guantoni rispedendo al mittente questo bolide da parte di Mattia Rossetti, prova il tutto e per tutto il tecnico bianco scudato, anche Alessio Cristiani in campo in luogo di Fragapane, nel finale invece mister Udro rompendo il ritmo giallo-rosso con gli ingressi in campo di Calivà, Suma e Reducci in luogo di Schisciano, Baldé e Diop, ultimo tentativo alla disperata, in the box ci prova l'ACR, Pellegrino si accartoccia sul pallone e arriva il triplice fischio del direttore gara, game over al Franco Scoglio, il Marina Ragusa e Corsaro sul campo dell'ACR Messina grazie alla rete al 74esimo di Simone Giuliano. Ha seguito l'incontro per noi di penalty Lucia Nativo, eccole qua le interviste post gara. Sì, sono contento perché i ragazzi sono stati importanti, hanno tenuto il campo con grande ordine, hanno continuato a dimostrare quell'attenzione, quella forza mentale che abbiamo fatto vedere contro Savoia, Palermo, Nola e anche col Corigliano, quindi siamo molto contenti perché, lo ripeto da diverse volte, noi ci aspettano, sono tutte finali per noi, quindi a livello mentale stiamo crescendo. Oggi ci siamo detti che era importante venire a Messina e stare dentro la partita, cercando di crescere, di fare qualcosa in più rispetto a quello che avevamo fatto nelle partite precedenti. Ci siamo riusciti e faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita da gruppo e da grande squadra. Questo girone di ritorno, questo Marina sempre più vivo. Ma noi sapevamo che dovevamo fare un girone di ritorno, al di là dei risultati che stanno arrivando e siamo contenti, dovevamo fare un girone di ritorno cercando di interpretarlo con grande intensità e soprattutto cercando di capire qual era il nostro percorso e la strada da percorrere. E ci siamo detti che dovevamo vivere con grande intensità tutte le partite e lo stiamo facendo, al di là di quello che dirà il campo come risultato ogni domenica. Una cosa ce la siamo ripromessi, era quella di non abbassare mai la guardia e giocare sempre con grande intensità e cattiveria agonistica. I ragazzi stanno facendo sotto questo aspetto un grande percorso, c'è ancora tanto da lavorare, ma quello è stimolante per la settimana, lo sappiamo, e dobbiamo cercare di continuare questa striscia positiva e questi atteggiamenti che ci permettono di disputare partite facendoci sentire vivi in campo e dentro il campo. Una vittoria importantissima per il Marina di Ragusa e ricordiamo anche che tra i convocati c'è anche un 2002. Ma sì, io sono molto contento perché la squadra oggi ha giocato con 5 under, poi ha finito la partita con 7, ma al di là di questo abbiamo durante la settimana diversi 2002, 2003 aggregati che aiutano la squadra a lavorare settimanalmente e quindi sono contento di aver dato la possibilità a un 2002 o che si unisce a Cervillera, avevamo un 2003 in tribuna. Sono contento che si svolge anche la crescita di molti ragazzi e dobbiamo continuare sotto questo punto di vista anche perché i giovani sono il futuro di questa società. E veniamo adesso ai due incontri più importanti chiaramente di questo girone. Vittoria 2-0 del Palermo contro l'FC Messina. Guardiamo il servizio.
dalla favorita in Palermo. Ben trovati amici appassionati, questo è Palermo Football Club Messina, che si apre con il tributo immancabile alla stella dell'NBA scomparsa in settimana. Eccoli infatti gli applausi della favorita Kobe Bryant. 4-4-2, questo l'abito scelto da mister Ernesto Gabriele per vestire il proprio Football Club Messina, con Marone a difesa dei pali, davanti a lui Casella, Marchetti, Pissore e Brunetti in mediana, Davis, Giuffrida, Alessandro Marchetti e Correnti. Tandem offensivo composto da Coria e D'Ambros. Torna invece al 4-3 mister Rosario Pergolizzi a dirigere l'incontro Dario Di Francesco di Ostia Lido, suoi assistenti Andrea Zezza e Massimiliano Starniti di Viterbo. Fischietto alla bocca per il signor Di Francesco e si può partire con la prima occasione di marca rosanero. Sguscia in area di rigore Roberto Floriano, il suo tiro cross però attraversa tutta l'area di rigore non trovando Sforzini, appostato in area piccola. Risponde l'FC con Marchetti, palla profonda sul quale si avventa Coria, la sua incornata viene neutralizzata agevolmente da Pelagotti. Di nuovo il numero 13 dell'FC sul punto di battuta, palla sul secondo palo, atterrato così Pissore. Non c'è nulla per il direttore di gara Di Francesco, sembra piuttosto evidente la trattenuta ai danni del numero 8. Non si perde d'animo l'FC Messina con la scorribanda di Kylian Davis sull'auto destro, palla dentro, forse uno svarione nella retroguardia rosanero, si salva però Pelagotti con questo pugno, forse andando a colpire anche il fantasista argentino. Dal corner che ne consegue, palla profonda sul quale prova ad avventarsi Coria, che però alimenta l'azione, si prosegue infatti. Pissore però manca completamente l'appuntamento con la sfera da buona posizione. Ottimo FC Messina in questo avvio di prima frazione, qui danza sul pallone Facundo Coria, assistenza profonda che per Kylian Davis che prova a girarsi, forse un misunderstanding in area, salva tutto però Lancini, si stava sopraggiungendo sul pallone dalle retrovie Lucas D'Ambros. Ancora FC Messina con D'Ambros che prova a fare tutto da solo, lo fa benissimo, allarga il gioco per Davis, si sposta il pallone sul mancino Kylian Davis, di nuovo per D'Ambros, si gira in area di rigore D'Ambros, Pelagotti ci mette i guantoni a neutralizzare la minaccia in corner, pianta le tende nella metà campo avversaria la compagine di mister Ernesto Gabriele. Qui con Marchetti il tentativo è centrale, facile preda da parte di Pelagotti, dall'altro lato scucchiata in the box da parte di Martin, l'uscita non è perfetta di Marone, forse un fallo di Sforzini, lo stesso Sforzini gonfia la rete proprio al termine della prima frazione di gioco per il vantaggio del Palermo, segna ancora il tagliagole, seconda rete consecutiva, anche se a dire il vero sembra piuttosto netta la carica ai danni di Marone. Rosanero in vantaggio tra le veementi proteste dei ragazzi di Rocco Arena. Sarà questa l'ultima emozione del primo tempo, duplice fischio, squadre che guadagneranno gli spogliatoi sul parziale di 1-0. Decide la rete di Nando Sforzini quando proseguono le polemiche prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi. Inizia con un cambio la ripresa per mister Ernesto Gabriele, dentro Paolo Carbonaro in luogo di Matteo Pissore, prova a manovrare ora il Palermo. Sforzini infatti il suggerimento per l'Angella in profondità da Floriano, intervento prodigioso da parte di Brunetti, giro di boa del secondo tempo, spazio anche a Gabriele qui da Damo che va a rilevare Lucas D'Ambros. Palermo che si affida per lo più a queste iniziative da palla inattiva. Ancora Sforzini, o forse è stato Peretti a colpire la sfera, facile preda da parte di Marone, qui l'imbucata per la velocità di Kylian Davis che sguscia a sinistra, mette dentro il pallone. Ancora un intervento perfetto da parte del numero 19 Lancini che prova a scuotere i suoi. Scampo di gara anche per Miele che va a prendere il posto di Casella, corner per l'FC Messina, si avventa Coria, la palla resta lì, c'è un muro eretto di fronte a Pelagotti che per ben 2 volte riesce a neutralizzare i tentativi dei giallorossi prima che Coria calci in bocca a Pelagotti. Nel finale alla disperata dentro Geran in luogo di Alessandro Marchetti, qui Coria perde il pallone, frana a terra e allora spazio a Figarotta in contropiede, è inarrestabile il numero 14 ex San Cataldese. Figarotta dentro per Sforzini, non stoppa nemmeno la sfera, il tagliagole gonfia la rete sotto la Nord. Palermo 2 Football Club Messina, e probabilmente si chiude qui questa sfida. Sanguinoso pallone perso da parte di Facundo Coria, è stato letale il Palermo ancora con Nando Sforzini, terza rete in 2 partite. Nel finale ultimo tentativo disperato di Kylian Davis che col mancino sorvola abbondantemente la trasversale della porta di Pelagotti, non accadrà più nulla. Triplice fischio del direttore di gara Di Francesco. Palermo Football Club Messina è già storia e termina per 2-0 in favore delle Aquile. A decidere la doppietta di Nando Sforzini che mantiene la capolista in vetta al girone I a 5 punti dal Savoia.
E se il Palermo continua a vincere è anche vero che il Savoia non molla. Ennesima vittoria, questa volta per 3-0. Sentiamo le interviste post partita. Non credo che la squadra era nervosa, la squadra voleva giocare, voleva fare in modo di rompere immediatamente, fare gol alla squadra avversaria comunque ben messa in campo, come abbiamo visto, che non ci ha lasciato pochissimo spazio. Quelle due occasioni che abbiamo avuto, ecco, se fossimo riusciti a fare gol, sicuramente si sarebbe vista una partita diversa già dal primo tempo. E il secondo tempo, come ben detto, sicuramente devo fare i complimenti a chi è entrato. Avere dei ragazzi che mi danno grande disponibilità sicuramente è un vantaggio per me e per la squadra, per cercare di spostare gli equilibri della partita. Quindi bravi sia chi ha giocato dall'inizio sia chi è subentrato. Avevano una fisicità molto importante tutti i loro difensori, quindi avevo già messo in preventivo che dall'inizio non ci lasciavano spazi e avevo bisogno di fisicità nel contrastare la loro, ovviamente, prestanza fisica nella fase difensiva e allo stesso tempo sfruttarmi, come ha detto lei, quella caratteristica di giocatori rapidi che ho in panchina e anche tecnici. Quindi ho provato in un modo, non è andata bene in un modo, anche se abbiamo avuto le occasioni per poter andare in vantaggio il primo tempo e poi dopo sono stati bravi i ragazzi a sbloccare la partita. Poi nel momento in cui abbiamo sbloccato la partita sicuramente i ragazzi hanno trovato ancora di più quella forza mentale per cercare di metterli in mezzo. Io credo che oggi il Savoia sia un bellissimo giocattolo e faccio i dovuti scongiuri. Siamo a un girone che, ringraziando il cielo, i ragazzi stanno tenendo un cammino molto importante. E sicuramente avere 3 difensori centrali molto forti con giovani importanti dietro, avere centrocampisti importanti, giovani importanti in mezzo al campo, attaccanti importanti davanti, mi porta sicuramente a non tralasciare altri moduli che 3 domeniche fa con la Cireale giocammo 4-4-2, se non sbaglio 4-2-4, quindi ogni partita la vediamo in base a quello che è la partita, cerchiamo di modificare anche l'assetto. Non facciamo l'errore che oggi il Savoia ha vinto 3-0 e se viene vista come un non accorciamento verso l'alto possa togliere un po' di entusiasmo a tutti quanti noi. Noi dobbiamo essere contenti, noi dobbiamo essere stracontenti. Noi oggi abbiamo battuto la Cittanovese, una squadra molto forte, fisicamente molto brava. Noi dobbiamo essere contenti perché il Savoia ha vinto e il Savoia continuerà a non mollare, però dobbiamo essere contenti. Non facciamo in modo di vedere la cosa in maniera diversa, perché se avessimo accorciato di un punto saremmo forse tutti contenti, di 2 punti, meglio ancora di 3 punti, facevamo le feste. Ragazzi, guardiamo la realtà dei fatti, pensiamo al Savoia e battiamo le mani a questi ragazzi perché oggi hanno vinto 3-0, una partita molto difficile. Sia il Palermo che il Savoia avranno vita facile probabilmente domenica prossima. Il Palermo giocherà contro la Cittanovese mentre il Savoia andrà a far visita al Roccella. Punto della situazione con Simone Alibani per quanto riguarda le siciliane in questo girone I del campionato di Serie D. Gentili amici di Penalty, un cordiale saluto a tutti voi da parte di Simone Alibani. Come di consueto ogni settimana
Andiamo a fare il punto della Serie D Girone I, un campionato sempre più avvincente visto che le due formazioni di vertice, vale a dire il Palermo e il Savoia, si daranno sicuramente filo da torcere di qui sino alla fine del campionato. E a tal proposito vediamo proprio quanto successo nell'ultima giornata con i due successi sia del Palermo 2-0 al Barbera nel derby contro l'FC Messina, e a Torre Annunziata invece risponde il Savoia con un importante 3-0 contro la Cittanovese. Vediamo nel dettaglio quello che hanno fatto anche le altre compagini siciliane. Partiamo dal derby tra la Cireale e il Marsala, vinto 2-1 dalla Cireale, e poi da segnalare anche il 3-2 del Giuliano che in casa si impone contro il Roccello, risultato molto importante, adesso lo vedremo nel dettaglio nella classifica. E poi per quel che riguarda le altre siciliane, sconfitta in attesa del Troina che perde tra le mura amiche contro il San Tommaso. L'altra siciliana, vale a dire il Licata, invece viene sconfitta in trasferta 2-0 dal Nola, e poi il Corigliano vince 2-0 con il Biancavilla. E dicevamo molto importante il successo del Giuliano, perché la formazione appunto si porta a un tiro di schioppo dalle posizioni altissime della classifica, quelle occupate da Palermo e Savoia. In particolare il Giuliano aggancia l'FC Messina al terzo posto, entrambe le compagini sono appaiate a quota 39 punti. Il Palermo invece mantiene la leadership del torneo e soprattutto mantiene i 5 punti di vantaggio sul Savoia. Sono arrivate nel post gara le dichiarazioni di Pergolizzi, che ha fatto sportivamente i complimenti al gioco espresso dalla squadra peloritana, perché Gabriele è veramente un tecnico molto preparato e lo ha dimostrato anche al Barbera. Da segnalare la netta ripresa di Nando Tagliagole Sforzini, non soltanto per i 2 gol realizzati che hanno deciso qui al Barbera il derby contro l'FC Messina, ma anche per la partita di grande sacrificio, le grandi sponde per far salire la squadra offerte appunto dal centravanti rosanero. Da Simona Libani è tutto, non mi resta che ridare la linea nuovamente ad Ettore Tortorici. Grazie Simone, con lui appuntamento a martedì prossimo per il consueto punto sulle siciliane nel campionato di Serie D di questa stagione. Adesso voltiamo pagina, è il momento di parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza ed iniziamo con il girone A. Siamo giunti alla 20ª giornata, la quinta di ritorno. Guardiamo subito i risultati del girone A del campionato di eccellenza. Parmonval batte Cefaledium 4-0, Cus Palermo batte Alba Alcamo 1-0, Canicattì batte Geraci 4-1, vittoria del Mazzara a Castellammare per 3-0, Dattilo Noir batte Monreale 2-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio Don Carlo Misilmeri 1-1, vittoria del Pro Favara 7-0 con lo Sporting Vallone. Ed infine pareggio tra San Cavaldese e Acragas 1-1 per quanto riguarda la zona calda dei playoff. Guardiamo la classifica, in testa la conferma per il Dattilo Noir, in testa con 50 punti, 44 per il Canicattì, 42 Acragas, 34 San Cavaldese, con 32 punti Geraci, Castellammare e Parmonval, 30 punti Sporting Vallone, 28 Mazzara, 27 Don Carlo Misilmeri, 24 Pro Favara, 22 punti il Cus Palermo, con 17 l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, 16 punti per la Cefaledium, 9 Monreale, chiude la classifica l'Alba Alcamo con 5 punti. Guardiamo il tabellino anche della prossima domenica, si giocherà domenica 9 febbraio, questi gli incontri: Cus Palermo Pro Favara, Geraci Cefaledium, Parmonval Alba Alcamo, Acragas Canicattì,
Don Carlo Misilmeri San Cataldese, Mazzara Oratorio San Ciro e San Giorgio, Monreale Castellammare ed infine Sporting Ballone Dattilo Noir. Ed iniziamo subito a vedere le immagini, lo facciamo con la vittoria netta del Canicattì contro il Geraci, 4-1. Stadio Saraceno di Ramanusa, 20ª giornata del campionato di eccellenza occidentale per il girone A, in campo Canicattì e Geraci. Direzione di gara affidata al signor Michele Buzzone di Enna, suoi assistenti Davide Di Dio di Caltanissetta e Andrea Varisano di Agrigento. Disposte a specchio le due formazioni, entrambe in campo con un 4-3-3. Prima dell'inizio delle ostilità però osservato un minuto di silenzio in memoria di Lorenzo Miceli, 28enne, ex consigliere comunale di Ramanusa, scomparso tragicamente nella mattinata di ieri. Tra gli applausi del solito calorosissimo pubblico canicattinese può avere inizio questa sfida che si apre con l'immediato vantaggio racinaro. Dopo 2 di gioco infatti misunderstanding tra Scalisi e Sesai, ne approfitta Angelo Caronia e gonfia la rete per i ragazzi di Mister Romano. 1-0 flash. La firma, la solita, del numero 10 biancorosso che si insinua tra le maglie blaugrana e batte Sesai per la prima volta quest'oggi. Inizio in discesa per il Canicattì che continua ad offendere al quinto di gioco e Cammareri a prendere il fondo a destra, palla sul versante opposto lì dove pesca Vittorio Caronia, prova a coordinarsi trovando solo l'esterno della rete. Al 12° dal rinvio di Sesai, Saniong brucia Maggio, si presenta a tu per tu con Valenti ma si divora il gol del vantaggio per il Geraci. Ghiotta occasione capitata sul destro di Sainei Saniong che si è perso sul più bello dopo aver bruciato in velocità il diretto marcatore. Minuto 21, cross dalla destra di Iezzi per Vittorio Caronia che tira colpo sicuro ma trova il miracolo di Sesai che con il piedone nega il gol del raddoppio ai Racinari. Gioca sul velluto la formazione di mister Pippo Romano, prova a reagire la compagine invece madonita con questo diagonale di Grimaudo che però non riesce a centrare lo specchio della porta difesa da Valenti. Ancora Geraci in avanti al 35° Tarantino per Saniong, gioco di gambe di Saniong che lascia sul posto Cammareri, palla dentro per serio, si deve immolare salvando tutto il numero 4 biancorosso Pira e salvando anche il risultato con questo intervento in tackle scivolato. Duplice fischio del direttore di gara Buzzone e squadre che guadagneranno così gli spogliatoi sul parziale di 1-0. Decide si infila la rete dopo 2 di gioco di Angelo Caronia. Inizia con un cambio la ripresa per gli ospiti con Marsala che prende il posto di Scalisi un minuto più tardi. Simone Bognani alla battuta di un corner da sinistra per Iannolino che nel cuore dell'area di rigore svetta più in alto di tutti e ristabilisce la parità del punteggio al Saraceno di Ravanusa. Iannolino risponde alla rete iniziale di Angelo Caronia ma appena il tempo di mettere il pallone a centrocampo e ci pensa Federico Matera, questa volta sfrutta un errore di lettura di Mohamed Mar, batte Sesai per la seconda volta e riporta immediatamente in vantaggio i Racinari e va a festeggiare col proprio tecnico romano. Minuto 63, un cambio per parte, Sergio Cucchiara prende il posto di Alessio Grimaudo, Cascio invece quello di Pira. Al 68° sventagliata parabolica di Iezzi, solita giocata di Angelo Caronia che punta l'avversario da sinistra, rientra sul destro, prova col tentativo a giro in bocca però a Sesai. 2 minuti più tardi è Tedesco a fare letteralmente il solco sul binario di competenza e spianare la strada alla prima rete in biancorosso di Facundo Cascio. La sgroppata di Tedesco, la rete di Cascio per il 3-1 del Canicattì che così chiude la partita sul Geraci. Prova a correre ai ripari il tecnico madonita Grimaudo gettando la mischia a Valenza. Al 78° però è Matera ad innescare, Cascio salva tutto però Iannolino a pochi metri dalla linea di porta. Un minuto più tardi la reazione del Geraci, infatti il tunnel di Cucchiara ai danni di Tedesco a tu per tu con Valenti. Cucchiara penetra in area di rigore, Cucchiara si esalta però Federico Valenti con questo intervento miracoloso negando la gioia del 3-2 a Sergio Cucchiara. 2 minuti più tardi chiude la contesa il Canicattì sfondando ancora sulle fasce con Fiore che serve il più comodo degli assist ancora ad Angelo Caronia, doppietta personale per il numero 10 che con un preciso destro a giro infilza Sesai, staffetta tra i pali all'84° spazio anche a Pris quando il Geraci prova a insidiare la porta del neoentrato col tentativo ancora una volta sballato di Saniong. Minuto 85, tempo di Calabrese, tempo della standing ovation per Angelo Caronia, coccolato anche dal proprio tecnico. Geraci che prova invece a chiudere in avanti col tentativo di Serio che non riesce però a inquadrare lo specchio della porta. Nel finale scampoli di gara per Filippone che prende il posto di Matera. L'ultima emozione di questa sfida è il tentativo di Saniong che scalda i guantoni di Prisco. Non accadrà più nulla, triplice fischio al direttore gara, game over al Saraceno di Ravanusa, torna alla vittoria del Canicattì, lo fa in grande stile superando per 4-1 il Geraci. Nella prossima uscita trasferta all'Esseneto di
di Agrigento per i ragazzi di mister Pippo Romano. Impegno interno invece per i Madoniti che ospiteranno la Cepaledium. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. La conferma per la squadra di Pippetto Romano, 4-1 netto contro il Geraci e adesso continua la sua corsa all'inseguimento del Dattilo Noir che si sbarazza subito con un secco 2-0 del Monreale. Benvenuti da Giuseppe Fara al Giovanni Mancuso di Paceco, dove tra qualche istante andrà in scena il match della 20ª giornata del girone A di eccellenza tra Dattilo Noir e Monreale. Inizia adesso la partita, calcio d'inizio affidato al Monreale. Attenzione, poi finiscono col perderla per Giorgio Rallo, la riconquista, Bettini va alla conclusione, palo! Il palo di Domenico Bettini, palla che rimane ancora lì buona, testa la rimette in mezzo De Luca, palla al lato, doppia, grande occasione per il Dattilo Noir. Secum che la rimette sul secondo palo nella zona di Baiata, credevano a un fuorigioco i tifosi del Monreale, palla al limite della di rigore, c'è il tentativo da parte di Pier Giorgio Rallo, palla che finisce però alta, ancora Claudio Lamia, palla sulla destra buona per Domenico Bettini, può andare al cross, era buono, attenzione a Pier Giorgio Rallo, palla sull'esterno della rete, vicinissimo al gol il Dattilo Noir, ancora una volta con Pier Giorgio Rallo, come è accaduto al 17esimo, stavolta al 26esimo. Che deve calcio di rigore, ma c'è il gol di vantaggio del Dattilo Noir con Agostino De Luca direttamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arrivato a sbloccare il punteggio. Il bomber del Dattilo Noir, 11 gol in campionato, va a prendersi gli applausi sotto la tribuna e va ad indicare qualcuno, e sicuramente indica Mario Secan, mano sul cuore. Non si libera del pallone, lo fa adesso con un filtrante per Bettini ottimo sul fondo e poi Testa, clamoroso gol mangiato da Davide Testa. Attenzione, che sciocchezza di Angelo Rallo, che sciocchezza di Angelo Rallo che era già ammonito e ha allontanato il pallone, si è fatto ammonire per la seconda volta, era l'unico ammonito tra l'altro della partita. Pronto Secum a scodellare il pallone in mezzo, palla che arriva sul secondo palo, poi Baiata si gira sul sinistro, gol! 2-0 del Dattilo Noir, Emanuel Baiata, Dattilo Noir 2, Monreale 0, Baiata, che gol da centravanti puro! Stop con il destro, poi si porta il pallone sul sinistro e palla in fondo al sacco e finisce anche la partita sulla occasione di Lamia. Claudio Lamia ha avuto la chance di Testa di trovare il 3-0, per pochissimo non ha trovato il gol, è finita quindi la partita. Dattilo che si conferma come sempre al primo posto in classifica. Complimenti al Dattilo che conferma con questa vittoria i suoi 6 punti di vantaggio nei confronti della squadra agrigentina del Canicattì. Altro incontro, importante pareggio tra Oratorio San Ciro e San Giorgio e Don Carlo Misilmeri. Possono cambiare i nomi, le categorie, i giocatori e gli allenatori, possono cambiare tante cose, ma il derby è sempre il derby ed è sempre una partita speciale. Amici spettatori dal Comunale di Belmonte Mezzagno, un saluto a tutti da Antonino Di Fede. Si affrontano per quella che è la 20ª giornata del campionato di eccellenza Girone A, Marineo e Misilmeri. Subito calcio di punizione in favore del Marineo. Alla rincorsa va Clemente che sfiora l'incrocio dei pali. Romeo col petto verso Clemente, subito di prima per Montalbano che è partito. Montalbano calcia col sinistro, pallone al lato. Va D'Agostino alla battuta del calcio di punizione sul secondo palo, non arriva ad impattare nessuno. Montalbano si accentra, si va a creare lo spazio per calciare, sfiora il palo alla sinistra di Demiere. Che occasione sui piedi di Montalbano.
Qui Cerniglia si va a recuperare il pallone, poi salta un paio di avversari, Cerniglia che calcia dalla lunga distanza, bel tentativo del centrocampista misilmerese. Una contesa infinita per il possesso del pallone che poi sfocia in un fallaccio di Lorrea ai danni di Perricone, Lorrea che è già ammonito e si becca il doppio giallo, Misilmeri in 10 uomini. Romeo è scattato dalla destra, la mette al centro per Clemente, ha colpito Montalbano. Di Peri verso Clemente che si è abbassato a ricevere, Clemente va a calciare, De Miere con un gesto pallavolistico la respinge. Corner in favore del Marineo, pallone al centro, De Miere la smanaccia, poi Ciancimino, pallone respinto. Di Paola controlla il pallone, poi si fa anticipare clamorosamente da Mercanti che la mette dentro e il Misilmeri trova il gol del vantaggio al 23esimo della ripresa grazie ad Antonio Mercanti. Romeo verso Di Giorgio per Clemente, gioca a due tocchi molto bene il Marineo, pallone allargato per Ciancimino che la mette in mezzo dove c'è Clemente, pallone alto. Prestigiacomo va alla sventagliata dove arriva Perricone ad anticipare l'avversario, poi Fecarotta combina un pasticcio e ne approfitta Giuseppe Montalbano, sempre l'attaccante misilmerese con la maglia del Marineo a punire la squadra del suo paese. 1-1, Montalbano va ad abbracciare anche Di Paola, bel gesto qui tra i due compagni. Marineo che si porta sull'1-1. Di Peri serve l'inserimento di Mantegna che ha spazio, va a calciare Mantegna sul fondo. Attacca a pieno organico il Marineo, Clemente la stoppa, poi calcia da fermo, De Miere la blocca. Non c'è più tempo, termina qui un altro derby tra Marineo e Misilmeri, il risultato finale è quello di 1-1 al gol di Mercanti, ha risposto Peppe Montalbano per il Marineo, un Marineo che comunque ha molto da recriminare per le tante occasioni create e la superiorità numerica, un risultato che comunque è abbastanza bugiardo per la squadra di mister Tarantino. Pareggio che ha accontentato entrambe le squadre, sicuramente di più la Don Carlo Misilmeri, proprio perché con questo pareggio tiene ancora lontana la zona calda dei play-out. Per quanto riguarda invece i play-off, si è giocato una partita importantissima a San Cataldo, la San Cataldese pareggia in casa 1-1 con l'Acragas. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Un cordiale saluto da parte di Giuseppe Ficarra e Alberto Foresta che vi racconteranno oggi San Cataldese Acragas. Si appresta a fischiare, comincia San Cataldese Acragas. All'indietro per il cross, il tocco da parte di Campanaro, ma c'era posizione di fuorigioco. Arriva il pallone in mezzo, il colpo di testa. Pallone che è buono per lo bianco, in mezzo per Savasta, Savasta il controllo e la rete. Arriva quando siamo al minuto 27 del primo tempo la rete di Luca Savasta che sblocca la partita. Gambino apre a sinistra, bene per Mannina che arriva sul fondo, il cross all'indietro di Mannina, Biondo va giù. Calcio di rigore per l'Acragas. Arriva il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Gambino, la parata di Dolenti che nega la gioia del gol al numero 9 dell'Acragas. Arriva il fischio dell'arbitro, Licata mette il pallone in mezzo, c'è un colpo di testa, arriva il gol del pari quando siamo al minuto 17 della ripresa. Il lancio lungo, ma arriva il triplice fischio. A piccoli passi la San Cataldese cerca di conquistare una posizione nei play-off e vedremo cosa succederà nelle prossime partite, aspettando soprattutto qualche altro scontro diretto. Sentiamo le interviste post partita. Io credo che a noi
sia mancato poco, perché alla fine abbiamo preso gol sul calcio piazzato, non mi ricordo parate di dolenti importanti. Credo che, io poi parlo per la mia squadra, per carità, la mia squadra ha cercato di fare sempre la partita in tutti i 90 minuti. Poi è chiaro che contro una squadra importante e forte, dove ci sono giocatori di qualità, è chiaro che purtroppo ci sta che prendi un gol sul calcio piazzato. Poi peraltro io ho visto una grande Sangatardese pure oggi, una squadra che ha giocato a calcio, una squadra che fino ad oggi quasi sempre ha espresso una buona qualità. Per carità, questo è il mio parere, posso anche essere smentito, e alla fine ci prendiamo a questo punto e continuiamo ad andare avanti. Siamo stati leggermente sfortunati, probabilmente ci è mancato qualcosa per poterla concludere. Noi abbiamo giocato per vincere, l'avevamo dichiarato prima e l'abbiamo detto anche in campo, però poi il campo dice la verità. Sono state due squadre che si sono combattute dal primo all'ultimo minuto, è stato un buon pomeriggio di sport e noi siamo un po' rammaricati. Speravamo e credevamo di fare qualcosa di più, però c'è sempre l'avversario che ti contrasta e ti dice qualcos'altro, perciò accettiamo a malincuore questo risultato, però non possiamo lamentarci troppo. Non c'è grande soddisfazione forse sul volto di Sebi Catania, forse probabilmente non c'è grande soddisfazione anche sul volto di Vullo, allenatore dell'Akragas. Un pareggio che allontana la seconda posizione, vedremo anche in questo caso cosa succederà nelle prossime partite. E adesso parliamo del girone B del campionato di eccellenza. Subito i risultati di questa quinta giornata di ritorno. Mascalucia San Pio X Sporting Pedara 1-1, Ragusa batte Real Siracusa 2-0, vittoria del Carlentini 6-0 contro il Gela, Città di Rosolini batte Atletico Catania 4-0, Città di Sant'Agata batte Acicatena 4-0, Paternò batte Sport Club Palazzolo 2-0, vittoria del Santa Croce 1-0 contro l'Enna. Questa è la classifica. Va via sempre di più il Paternò, adesso sono 49 i suoi punti in classifica, anche se comunque sia il Città di Sant'Agata che il Città di Rosolini non mollano, entrambi tra l'altro vincenti. Sono al secondo posto in questo momento con 43 punti, 40 per il Ragusa, 36 per il Giarre, 34 per lo Sport Club Palazzolo, 31 Mascalucia San Pio X, 27 Santa Croce, 25 Carlentini, 23 Real Siracusa Belvedere, 14 Sporting Pedara, 11 Gela e Acicatena, 10 punti per l'Enna ed infine l'Atletico Catania chiude la classifica con un punto. Il tabellino della prossima settimana, domenica 9, si giocherà la sesta giornata di ritorno. Acicatena Ragusa Calcio, Atletico Catania Paternò, Gela Città di Sant'Agata, Giarre Carlentini, Real Siracusa Belvedere Città di Rosolini, Sport Club Palazzolo Mascalucia San Pio X, Sporting Pedara Santa Croce, riposerà l'Enna Calcio. Iniziamo subito a vedere le immagini, pareggio tra Mascalucia San Pio X e Sporting Pedara. Mascalucia San Pio X reduce da un rotondo 3-0 Enna e ritorna alla vittoria, la prima del girone di ritorno. Sporting Pedara in serie negativa da 4 turni, ancora fermo a fine girone d'andata, quota 13 nella griglia playout. 12 dall'avvio. Di Maggio riceve da Librizzi e allarga su Ranno fronteggia Caruso, poi conquista spazio per il traversone, svetta Finocchiaro, fa valere la sua altezza, forse anche troppo. Mascalucia che prova a colpire di nuovo dalla destra, palla in mezzo, al limite, Bonaccorsi, flipper tra i piedi, la bordata, vola Biondi, applausi al buon aiuto somma quando sono trascorsi 16 minuti. Si riparte da Scalia, sulle tre quarti c'è Lupica, verticale alta per Belluso, gioco di sponda del numero 10 per Lupica, il mancino decide di colpire in modo beffardo il pallone, occasionissima biancorossa, un primo dal rientro in campo. Caruso anticipa Lupica, De Manuele a rimorchio, va in profondità, attenzione, 1 contro 1, Caruso, Di Maggio non ce la fa, Caruso, 1-0 Sporting Pedara.
5 minuti della ripresa, rapidissimo contropiede degli ospiti in maglia gialla che la sbloccano con questo lampo firmato Simone Caruso. Colpo di scena servito e serve a questo punto una vera e propria reazione del Mascalucia San Pio X. Dal corner va Bonaccorsi, salva Biondi. Di Maggio si avvia verso il limite, la fa filtrare nella mischia per Strano e Angelo Strano, il pareggio al minuto 10. 1-1, ecco la reazione efficace dei biancorossi che in 5 giri di lancette rimettono le cose a posto. Il primo centro per il centrocampista del Mascalucia arrivato in dicembre. Non una conclusione irresistibile, ma nel segno della concretezza. Cancellato per il momento l'incubo di un altro KO di fronte al Pedara che all'andata si era imposto per 1-0 nel momento peggiore stagionale degli avversari. Il Brizzi fallisce la spazzata in serra, ne approfitta per involarsi, calcia alto di poco. Brividi in casa Mascalucia. Finisce dopo 240 secondi di recupero al Bonaiuto Somma. Impatta il Mascalucia San Pio X per 1-1 con lo Sporting Pedara. Sale a quota 31, ma è pareggita interna per i biancorossi che piazzano il terzo risultato utile di fila, ma non danno continuità di successi per avvicinarsi a un sogno chiamato quinto posto. Tiene ancora viva la speranza di rimanere fuori dai play-out lo Sporting Pedara con questo pareggio a Mascalucia contro il Mascalucia San Pio X, ma la strada è ancora lunga. Mentre invece è stata molto importante la domenica vincente del Santa Croce 1-0 contro l'Enna. 3 punti che rilanciano il Santa Croce a 27 punti in classifica e che fanno vedere con fiducia l'avvio verso la salvezza e magari un rientro in zona playoff. Al settimo Reinero arrivava in ritardo su un cross alla perfezione di Floridia. Al nono ancora Reinero che prendeva la respinta del portiere sul tiro di Ravalli, ma ci arrivava in ritardo. Al decimo la Mastra per l'Enna saltava a Gravina, ma il suo tiro andava a finire fuori. Al 43esimo un bel cross di Rosa per Reinero, ma l'attaccante argentino arrivava in ritardo. Al terzo la rete del Santa Croce, un grande cross di Rosa per la testa di Reinero e la palla andava a finire dietro le spalle di Messina. Al 23esimo una bella discesa di Rosa al centro per Floridia, ma la palla andava a finire in alto. Al 44esimo paura per il Santa Croce con una mischia in aria e il tiro di Mascena che colpiva la traversa in pieno. Parliamo adesso dei piani alti di questo girone B del campionato di eccellenza, vittoria assonante 4-0 della città di Sant'Agata contro la Cicatena. Terza vittoria consecutiva per il Città di Sant'Agata, la 14ª complessiva in campionato, l'ottava casalinga per la formazione guidata da Pasquale Ferrara che si conferma seconda forza del campionato con 43 punti a 6 lunghezze dalla capolista Paternò. Alfresina tutto facile per i biancoazzurri che superano nettamente la Cicatena con il punteggio di 4-0 e dopo 3 minuti il Città di Sant'Agata è già in vantaggio grazie al destro da parte di Tiscione che riprende l'assist di Raci e da pochi passi batte il portiere Caruso spianando i suoi la strada verso la vittoria. Il gol del vantaggio galvanizza la compagine locale con Tiscione che dal fondo mette in area di rigore per il colpo di testa di Raci che non c'entra però lo specchio della porta. Al 15esimo ci prova invece nuovamente Tiscione con il sinistro dal limite che scheggia la parte superiore della traversa. Al 28esimo il Città di Sant'Agata potrebbe andare sul 2-0 ma costa solo davanti a Caruso, calcia incredibilmente a fil di palo. Ci prova anche su calcio piazzato la compagine del presidente Ortoleva, il destro di Tiscione risulta centrale con Caruso che può bloccare. Nei minuti finali del primo tempo è sempre la formazione di casa a cercare la via del raddoppio. Assenzio mette in aria per Arena che controlla e carica il sinistro, solo il palo gli nega la gioia del raddoppio. 2-0 rimandato comunque al minuto 41 quando Bella stende in area di rigore Iraci con il signor Livigni di Palermo che non ha dubbi e indica il
dischetto. Dagli 11 metri lo specialista Piero Concialdi spiazza il portiere Caruso, facendo così Città di Sant'Agata 2, Aci Catena 0 e gol numero 9 in campionato per il fantasista biancoazzurro. Con le nostre immagini siamo nel secondo tempo e al 63esimo il Città di Sant'Agata cala il tris con Iraci che riprende il destro di Arena finito sul palo e in scivolata mette in fondo alla rete il pallone che vale il 3-0 per il Città di Sant'Agata, il suo 10° centro in campionato. È un monologo della formazione guidata da Pasquale Ferrara che al 72esimo ci prova ancora con la solita punizione di Tiscione. Caruso è attento e mette in corner. 60 secondi più tardi però l'estremo catanese nulla può fare quando Tiscione lavora un ottimo pallone dalla destra e lo mette al centro per il colpo di testa del neoentrato Longo che non lascia scampo al portiere Caruso, facendo così Città di Sant'Agata 4, Aci Catena 0 e primo gol in campionato per il difensore Longo. Nella finale il Sant'Agata potrebbe arrotondare per 2 volte il punteggio, ma Iraci prima costringe Caruso alla respinta e poi al minuto 85 con il suo destro sfiora il palo alla destra del portiere biancorosso. Non succede più nulla, finisce dunque 4-0 per il Città di Sant'Agata che si conferma sul secondo gradino del podio e mantiene le 6 lunghezze di svantaggio dalla capolista Paternò. Città di Sant'Agata che continua a sperare nell'aggancio, rimane sulla scia del Paternò. Paternò che si sbarazza abbastanza facilmente con un secco 2-0 dello Sport Club Palazzolo. Oltre 2000 spettatori presenti, una vera e propria bolgia, il Falcone Borsellino coloratissimo e carico per uno dei match più sentiti del girone di ritorno. 2-0 il risultato in quello che può definirsi uno scontro equilibrato e non facile tanto sulla carta quanto in campo. I gol di Cocuzza e Scapellato mettono in KO il Palazzolo di mister Di Gaetano, allungando da questa più 15 le distanze del primo posto in classifica che il Paternò difende e mantiene senza se e senza ma. A dirigere la gara il signor Stefano Striano della sezione di Salerno, coadiuvato da Giuseppe Fiore della sezione di Messina e Gaetano Florio della sezione di Agrigento. Ma andiamo alla cronaca. All'8° fallo sulla piana, giallo per Fichiera, batte Cocuzza, tiro rasoterra, Vitale è costretto a mandare in angolo. Dopo 2 minuti, rimessa affidata a Previtera, il tentativo di Cocuzza si spegne fuori. Al 13° spinge il Palazzolo, chiude in maniera provvidenziale a buon tempo. Al 17° Diallo serve Terranova, conclusione a tu per tu con Ferla che respinge esorcizzando il pericolo. Ancora un tentativo poco dopo ad opera dei gialloverdi, stavolta con Piuca, tiro dal limite, Ferla neutralizza e si fa ancora trovare pronto. Al 32° angolo battuto da Privitera, palla al centro, per questione di centimetri la piana non arriva ad impattare. Al 41° doppio giallo per Fichiera, Palazzolo in 10. Punizione battuta da Privitera, il tiro sfera l'incrocio dei pali e va vicinissimo al gol. Duplice fischio al 45° con il parziale di 0-0 e Palazzolo con un uomo in meno. Al via la seconda frazione di gioco, al 47° Passeu serve Cocuzza, conclusione che si spegne fuori. Al 50° ecco il primo cambio operato da mister Catalano, esce Truglio, entra Baglione. Al 54° Carioto per Cortese. Al 58° la piana serve Passeue che salta agli avversari in dribbling, ma il tiro finisce alto. Al 70° punizione affidata a Previtera, palla in aria, stop di petto di Cocuzza che con grande agilità mette palla alle spalle di Vitale per il gol del vantaggio rossazzurro e 1-0 ed ecco l'esplosione del Falcone Borsellino. Al 72° si susseguono altre 2 sostituzioni, esce Cavallaro, entra e fa il suo esordio in maglia rossazzurra il nuovo innesto classe 2002 Samuel Areliano, poi sarà la volta di Passeue per Godino. All'86° ci prova la piana sulla destra, Vitale riesce a neutralizzare. All'89° esce proprio la piana per favorire l'ingresso in campo di Scapellato. Sono 6 intanto i minuti di recupero ordinati dal direttore di gara. Al 91° Aureliano con un bel tocco d'esterno riesce a servire Cortese che si invola in aria e lascia partire un tiro potentissimo che si scalla violentemente sulla traversa. Sulla respinta si fionda agilmente Daniele Scapellato che spiazza l'estremo difensore e chiude così definitivamente la pratica e gol e 2-0. Ecco euforia ed entusiasmo incontenibili al Falcone Borsellino.
Al 93esimo il Palazzone intanto rimane in 9 uomini per l'espulsione diretta di Pepe per un brutto fallo compiuto ai danni di Scapellato. Ma non c'è più tempo, triplice, fischio e vittoria da incorniciare per una strepitosa stagione da record. Rimangono così 9 finali, tutte da giocare con la stessa intensità e determinazione di sempre. Testa sulle spalle e piedi per terra, ed intanto salutate la capolista. Prossimo appuntamento domenica contro l'Atletico Catania. Una sconfitta pesante per il Palazzolo, una sconfitta che probabilmente fa scrivere la parola fine, almeno per quanto riguarda l'obiettivo minimo dei playoff per la squadra appunto siracusana. Mentre complimenti ancora per il Paternò, ancora imbattute in questo girone di eccellenza e probabilmente con mezza Serie D già in tasca. È il momento adesso di conoscere il punto pesante ed importante di Giampaolo Montineri. Classico lavoro del penalty, no? Del post weekend. Un saluto dal Monti, da Giampaolo Montineri. C'è ancora il sole ed è un sole di febbraio che non riscontra i fatti e i fasti della Merla. La Merla ha preso e si è messa sotto l'ombrellone e mangia la granita in Sicilia. E la 20ª giornata di campionato dei 2 gironi di eccellenza hanno determinato dei piccoli passi, ma è rimasta più o meno una domenica di transizione nella zona bassa del girone di eccellenza, e così come nel girone B di eccellenza si sta cercando di posizionare al meglio, no? L'aspetto di quello che poi potrebbe essere la griglia dei play-out. Da un lato guardo, perché comunque siamo sempre con i telefoni in mano, quindi da un lato nell'aspetto della classifica del girone A di eccellenza ti vede Pro Favara, il Cus Palermo, che comunque ieri ha fatto un buon risultato vincendo fuori casa, anche se giocando con le ultime non è mai facile, però porti a casa il concreto con Alba Alcamo. Cus Palermo che sale, e sono importanti questi punti, ripeto, per quello che sono le posizioni dei play-out, perché le distanze sono già un po' macro per chi vuole uscire dalla corsa dei play-out, quindi ottenere il salto salvezza. Ci si doveva forse pensare qualche domenica prima, perché comunque, come ho sempre detto, per quello che è la mia conoscenza, la mia esperienza in questi campionati, gennaio-febbraio sono i 2 mesi che determinano gli obiettivi del calcio, in qualunque tipo di categoria. Togliendo i trofei, poi si va a smanicare, va bene, fuori i muscoli e andare dentro. Devi ottenere il massimo, magari quello che hai programmato non è andato, magari il calciomercato di dicembre non ti ha soddisfatto, oppure veramente hai cambiato molto, allora cerchi da gennaio a febbraio di veramente racimolare tutto quello che è possibile e ottenere il massimo. Quindi ripeto, Pro Favara, Cus Palermo, l'Oratorio e il Cefaledium comunque sono in lotta assolutamente per poter uscire dalla zona dei playout, per un motivo, perché la Don Carlo Missimeri ha 27 punti, secondo me non sono in grado di poter raggiungerla, va bene, e a risucchiarla. Soltanto una crisi proprio della stessa società può fare questo. Nel girone B di eccellenza è semplicemente diciamo di fatto come cambiare la denominazione, la scala dei fattori, parlando sempre di quello che sono i playout, perché il Real Siracusa Belvedere ancora tiene con i suoi 23 punti, tiene lontano, perché sono lontani il Pedara, sono lontani la Scatena, sono lontani lo Scordiagela, lontani, quindi ha la possibilità, tra virgolette, di racimolare quei punti che gli servono per arrivare ai famosi 30, perché credo che con i 30 punti si è salvezza matematica. Parlando delle zone alte dei 2 campionati, ripeto, tutto normale, perché Canicattì ritorna a vincere, ma Dattilo non perde un colpo, quindi rimane la distanza di 6 punti. La prossima settimana, prossimo weekend nel girone A di eccellenza, è una partita da seguire, perché c'è lo scontro tra Acragas e Canicattì, che sono
diciamo le due società poste, va bene, ad ottenere quello che è il piazzamento migliore, oppure inseguire il Dattilo Leonardo dall'obiettivo. È una bella partita, perché comunque c'è da vedere due squadre che lottano per le zone alte, lottano per la posizione migliore del playoff, lottano per il vertice, quello non raggiunto, però quello difficile da raggiungere, perché ripeto, Dattilo Noir non ha perso un colpo, non sembra non avere quel calo fisiologico, e quindi per le altre che comunque tendono ad inseguire è una fatica immane ed enorme, come è successo al Palazzolo nel girone B d'eccellenza. Ha abdicato la rincorsa. Gli scontri diretti nel girone B d'eccellenza sono assolutamente quelli che comunque stanno determinando il campionato, ma allo stesso tempo nulla da togliere in merito al Paternò, che rimane imbattuto, elimina il Palazzolo totalmente dalla corsa al primo posto, rimane al Palazzolo di Graziano Trufo solo un lembo di stoffa, che è quello da condividere con il Giarre per la posizione playoff, la quinta posizione playoff. Sono a 2 punti di distanza, per il momento è il Giarre davanti. Queste due squadre si incontreranno all'ultima di campionato, quando il Paternò riposa, e non sappiamo se il Paternò riposerà già festeggiando o dovrà aspettare qualcosa che arrivi dagli altri. L'ultima giornata è un po' thrilling, quindi aspetteremo che porti avanti, ma grandi lodi al Paternò, nulla da dire. Anche ieri si è fatto trovare pronto, ha fatto la squadra mastra, tutto quello che può essere sempre il post gara, gli arbitri o meno, gli errori o meno, però dico una cosa a presidenti ed allenatori: ma siete tifosi o siete addetti ai lavori? Non si può assolutamente sempre attaccare l'arbitro, perché lo può fare, dico io, lo può fare il tifoso, è un chiacchiere da bar, ma è difficile sempre poter parlare che la colpa è degli arbitri, ragazzi. Cioè non va bene perché è troppo facile additare, cioè puntare il dito è una cosa che non si deve fare più per cultura. Tu devi guardare dentro, devi fare dietrologia, devi fare anche utopia, devi fare retorica a casa, cioè guardare quello che comunque, che non è l'analisi scontata, però cioè non è sempre colpa dell'arbitro. Dico, allora al Paternò, o parlando sempre di eccellenza, o al Dattilo, non hanno avuto mai errore dagli arbitri? Ecco, la chiudo così da questo punto di vista. Punto sostanziale focale è il Ragusa. Gli faccio gli auguri di pronta guarigione al Settineri, che ha avuto un incidente autonomo stradale pazzesco, ed è con le stampelle, a prescindere che sia una persona che conosco al di fuori del calcio. Straordinario, sì, qualcosa che sta avvenendo a Ragusa, sì, perché comunque si parlava di tanto di quello che doveva essere smantellato, anche nei numeri diciamo dei dirigenti che sono rimasti accanto a Ragusa, pochissimi, e quindi la società pende e dipende. Se oggi c'è una persona, Settineri, da allenatore, che sta facendo anche tra virgolette il magazziniere, è una sua volontà, è una sua voglia, ma è quello per calcio che poi andiamo a raccontare sono i risultati, e Ragusa è lì. Oggi mi pongo su questo, cioè di fatto Ragusa è lì, che se ne dica, perché poi ci sono le storie, le leggende e il chiacchiericcio, però Ragusa è lì, attaccato, e ancora che comunque il suo ruolo da playoff, da outsider, perché è una neopromossa, è lì. Sabato c'è un incontro interessante, il Real Seusa Belvedere Rosolini, ed è una partita dove se usa Belvedere deve uscire dai risultati che comunque non gli stanno dando ragione, perché è un mese che non porta punti a casa, quasi tutto il mese di gennaio, quindi deve far qualcosa, perché è bello cullarsi, però poi cadi dalla culla, se cadi dal seggiolone rimbambisci anche a una certa età, quindi come società adesso deve far muovere la classifica per non dare adito agli altri di poter dire che è una società in crisi, che non fa più risultati e che rischia di essere assorbita nei play-out. Quindi bella partita, interessantissima, e l'obiettivo poi delle altre anche la prossima domenica è aspettare che il Paternò possa avere il suo default, ma il calendario gli sta dando ragione anche la prossima settimana, e soprattutto siamo ormai in attesa dell'ultimo scontro diretto, che è quello che si giocherà a Sant'Agata col Paternò. Lì si potrà vedere se rimangono questi 6 punti o si accorcia qualcosa, o comunque dobbiamo dire, ma non perché sia una colpa, dobbiamo dire che Paternò assolutamente è stato il più forte del girone B di eccellenza. Ciao dal Monti.
Il solito ficcante commento di Giampaolo Montineri. Grazie Giampaolo, con te chiaramente ci rivedremo la prossima settimana. E adesso pausa pubblicitaria, ci rivediamo tra poco perché dobbiamo parlare dei 4 gironi del campionato di promozione. Rientrati dopo la pausa, sportivi di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito l'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano, dalla Serie D sino al campionato di prima categoria, in prima serata il martedì a partire dalle ore 21. Partiamo adesso con il campionato di promozione, subito il girone A. Questi risultati della quinta giornata di ritorno. Unitas Sciacca batte Lascari 4-0, Villabate batte Gattopardo 3-2, Casteldaccia Albatros Lercara 0-0, Città di Casteldaccia batte Città di San Vito Lo Capo 3-2, Camarat Empedoclina 1-1, Nissa batte Bagheria 1-0, Partivica Audace Casteltermini 1-1, Dolce Onorio Folgore batte Mazzarese .2 2-1. E adesso la classifica, l'Unitas Sciacca continua ad essere al primo posto di questo girone, soprattutto ha scacciato la crisi dopo la sconfitta di 7 giorni fa contro il Casteltermini. In testa con 47 punti, con 43 Dolce Onorio Folgore, 42 per il Casteltermini, 39 Mazzarese .2, 35 Albatros Lercara, 33 punti per l'Empedoclina, 31 Casteldaccia, 27 Lascari, 25 Partinica Audace, 24 punti Città di San Vito Lo Capo e Nissa FC, 19 per il Bagheria, 18 Città di Casteldaccia, 16 punti il Camarat, 14 il Villabate, 8 punti per quanto riguarda il Gattopardo. Oggi non ci guardiamo le squadre di testa, ma un incontro che invece ha riservato tante reti. Parliamo della vittoria del Villabate 3-2 nei confronti del Gattopardo. 20ª giornata per il campionato di promozione girone A, amici spettatori, quello che va in scena al Luigi Zarcone di Villabate è un vero e proprio scontro salvezza tra il Villabate in piena zona play-out e il Gattopardo, ultimo in classifica. Punizione in favore del Villabate, si appresta alla battuta Cocuzza che parte adesso, Ndiaye la sfiora respingendola in angolo.
Calcio d'angolo battuto col pallone al centro per Calderone, che di testa stava per trovare il gol dell'1-0. Quartuccio guarda in avanti, poi serve il suo compagno, il tacco per Prestigiacomo, bella azione del Villabate, cross al centro per Cocuzza, che strozza troppo il tiro. Attacca dalla destra Lumia, guarda il centro dell'area, la mette verso Iglesias di testa, pallone fuori. Lancio in avanti di Cairella verso Cocuzza, che riesce a spizzarla, poi D'Amico riesce a lottare, a servire, lo straordinario movimento di Cocuzza che fa secco il portiere avversario e al 25esimo minuto porta in avanti il Villabate. Bomber Pietro Cocuzza, 1-0 per i padroni di casa. Punizione in favore del Villabate, c'è pronto alla rincorsa Balistreri che va con questo tiro cross al centro, Ndiaye respinge male, è facile, Giovanni Pio Cairella fa 2-0 per il Villabate. Ighimbor la tocca per Iglesias, il triangolo che si chiude per Ighimbor che vede il portiere avversario fuori dai pali e per poco non lo beffa. Attacca dalla sinistra il Gattopardo con tanti uomini che si portano in avanti, pallone al centro, Cairella respinge male, Ighimbor la spedisce alle stelle. Lo Sciuto controlla bene, poi serve il verticale verso D'Amico che la controlla, D'Amico ancora a lottare e a trovare la rete che vale il 3-0 per questo straordinario Villabate finora, quando è appena cominciato il secondo tempo. Il Villabate è avanti di 3 lunghezze. Lumia la mette sul secondo palo per Cagni che arriva da dietro ma non colpisce bene di testa. Recupera il pallone il Villabate che può ripartire con D'Amico, è lanciato verso l'area, D'Amico strozza il tiro, una caramella per Diaye. Prova a portarsi avanti dalla destra il Gattopardo, pallone messo a rimorchio per Ighimbor. Joel David, Ighimbor riapre la partita per il Gattopardo facendo il gol del 3-1. Batte subito il calcio d'angolo il Gattopardo prendendo alla sprovvista la difesa del Villabate. Marino in area, calcia col sinistro ma non trova la porta. Attenzione perché Ighimbor reagisce alla trattenuta di Lo Sciuto e questo è un gesto che a fine azione gli vale il cartellino rosso. Gattopardo in 10 uomini. Ancora un calcio d'angolo battuto velocemente dal Gattopardo, pallone messo al centro che rimane lì e poi Ndiaye di testa. Incredibilmente riapre la partita per il Gattopardo Abdul Karim Ndiaye, 3-2 proprio allo scadere. Non c'è più tempo, il Villabate batte 3-2 il Gattopardo, decisive le reti per i giallorossi di Cocuzza, Cairella e D'Amico, un'ora condotta magistralmente dalla squadra di mister Sciortino che poi nel finale si è un po' persa psicologicamente concedendo 2 reti e parecchie occasioni al Gattopardo, ma l'importante è averla portata a casa. Il Villabate adesso si porta a quota 14 punti in classifica, -1 da Casteldaccia e Camarat. Sarà sicuramente un girone che sino all'ultimo regalerà emozioni. In questo momento in testa l'Unitas Sciacca, però è anche vero che sia la Dolce Onorio Folgore ma soprattutto il Casteltermini venderanno cara la loro pelle. Adesso passiamo al girone B. Ventesima giornata, la quinta di ritorno, questi risultati. Merì batte Gioiosa 1-0, Nuova Rinascita batte Stefanese 1-0,
Acquedolcese batte Rocca di Capriglione 3-2. Igea 1946 batte Castelluccese 5-2. Due Torri batte Sinagra 4-1. Torrenovese batte Gangi 2-1. Sant'Angiolese batte Pro Falcone 2-1. Acquedolci batte Super Giovane Castelbuono 2-1. Una conferma dunque per le due squadre di testa, Acquedolci, ma soprattutto l'Igea 1946 che vince contro la Castelluccese per 5-2. Non si ferma la corsa della capolista Igea 1946 che sbanca il difficile terreno di gioco del Berzot di Castel di Lucio per 5-2 e conquista l'8ª vittoria consecutiva in campionato, la 16ª complessiva, la 6ª fuori casa. 3 punti dunque importantissimi per i giallorossi guidati da Peppe Furnari che mantengono il primato in classifica in compagnia dell'Acquedolci a quota 46. Una gara che si mette subito in discesa per l'Igea dopo 8 minuti quando Mondello con un sinistro terrificante batte il portiere Bologna spianando i suoi la strada verso la vittoria. Quinta rete in campionato per il difensore giallorosso. Passano 60 secondi e l'Igea conquista un calcio di rigore per il fallo di Cipolla su Paludetti con il direttore di gara, il signor Rossini di Torino, che indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Paludetti che mette sotto la traversa il pallone che vale il 2-0 per l'Igea e il suo 12° centro in campionato. Insiste la formazione giallorossa, ci prova anche Gatto, c'è la deviazione con la palla che finisce in calcio d'angolo. La Castelluccese comunque non sta a guardare, prova a rispondere con la punizione al 16° di Cipolla che costringe ad un super intervento il portiere Lo Monaco. Poi però l'Igea torna a spingere, così al 17° sinistro volante di Mondello che sfiora di poco la traversa difesa da Bologna. 60 secondi dopo Mondello dalla sinistra mette in aria per il colpo di testa di La Spada con la difesa e il portiere che riescono a spazzare. Ci prova anche Gatto, ma l'estremo biancorosso è attento, poi l'azione prosegue con il sinistro di La Spada che finisce alto sopra la traversa. Al 29° però cala il tris l'Igea con il destro secco da parte di Natale Gatto che non lascia scampo a Bologna e vale di fatto il tris per l'Igea. Nel finale di primo tempo la Castelluccese torna a farsi vedere con la solita punizione di Cipolla che trova ancora attento il portiere Lo Monaco. Prima del riposo nuovamente l'Igea con il sinistro di Gatto respinto da Bologna. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo e al 50° ci prova invece La Spada con il suo tiro dal limite che sfiora il palo alla destra di Bologna. Un minuto più tardi però arriva il calcio di rigore a favore della Castelluccese per il presunto fallo di Parisi su Salerno. Il direttore di gara indica il dischetto e dagli 11 metri Salerno con un quasi cucchiaio spiazza il portiere Lo Monaco per il gol dell'1-3. Una gioia che dura pochi minuti perché al 60° Tricamo di testa sfrutta perfettamente il corner battuto da Mondello e di testa mette alle spalle di Bologna il pallone del 4-1 e che gli vale come secondo centro con la maglia giallorossa. 60 secondi dopo arriva anche l'espulsione per il calciatore della Castelluccese Osagier che viene allontanato probabilmente per proteste. Pochi minuti dopo l'Igea potrebbe andare sul 5-1 ma Aveni si fa chiudere da Bologna il destro ravvicinato. Al 74° terzo rigore della partita, il secondo a favore dell'Igea per il fallo questa volta di Viglianti sempre su Paludetti e il signor Rossini che indica nuovamente il penalty. Dagli 11 metri si presenta per la seconda volta Marco Paludetti, solita rincorsa camminata e poi destro secco che non lascia scampo alla portiere Bologna per la rete del 5-1 Igea, doppietta personale, 13° centro in campionato per l'attaccante giallo-rosso. Nel finale di match l'Igea potrebbe ancora di più arrotondare il punteggio. All'80° ci prova Capitan Chicco Danna con il suo destro su calcio piazzato che sfiora il palo alla sinistra di Bologna. Prima del triplice fischio, esattamente al minuto 85, Santo Salerno non manca l'appuntamento con la sua doppietta personale, il gol che chiude definitivamente i conti 2-5, quindi il risultato al Berzot, doppietta personale, 17° centro per Santo Salerno. Finisce dunque così, vittoria importantissima per l'Igea che mantiene il primato in classifica insieme all'Acquedolci con 46 e i tifosi giallorossi sempre a seguito della squadra del presidente Stefano Barresi che cantano e possono gioire per questo importante successo dei barcellonesi.
Acquedolci e Igea 1946 attualmente in testa in questo girone B del campionato di promozione, però è anche vero che la Sant'Angiolese con 40 punti spera sempre di rientrare quantomeno nella zona playoff. In questo girone C, da sottolineare ancora una volta la conferma dell'Aci Sant'Antonio che vince l'ennesimo scontro diretto in casa. Guardiamo i risultati. Messana batte Ciclope Bronte 1-0, Città di Calatabbiano batte Gescal 3-0, Sporting Taormina batte Valdinisi 2-1, Real Aci batte Palagonia 3-0, Aci Sant'Antonio batte Atletico Messina 1-0, Milazzo batte Città di Mister Bianco 2-0, vittoria della Ionica 3-0 contro lo Sporting Viagrande ed infine vittoria anche dell'FC Motta a Catania contro il Villaggio Sant'Agata per 2-0. Guardiamo la classifica che conferma sempre di più questo Aci Sant'Antonio scacciasassi per tutti, in testa con 54 punti, 42 per il Milazzo, 40 per la Ionica, 37 Sporting Taormina ed FC Motta, 35 Atletico Messina, 29 Città di Calatabbiano, 23 Sporting Viagrande e Real Aci, 20 per il Palagonia, 19 per Ciclope Bronte, Messana e Gescal, 17 Città di Mister Bianco, 16 punti per il Valdinisi, 10 punti chiude la classifica il Villaggio Sant'Agata. Inseguitrici che comunque non mollano, soprattutto nei confronti del Milazzo in questo momento al secondo posto. Sottolineiamo la vittoria della Ionica 3-0 contro lo Sporting Viagrande. 20ª giornata nel campionato di promozione, ben trovati amici della Wisport al Comunale Russo di Viagrande, dove lo Sporting Viagrande dopo lo 0-0 contro lo Sporting Taormina ospita la Ionica, reduce dalla sconfitta di domenica scorsa in casa del Gescal e dalla vittoria tra le mura amiche in Coppa contro il Floridia. Grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica e al montaggio di Mirko Giacobello possiamo passare col film del primo tempo. Maglia giallo-rossa, pantaloncini bianchi per la Ionica, total white a inserti blu invece per lo Sporting Viagrande. Sesto minuto, rimessa laterale in area di rigore, si cerca un po' di spazio, un rimpallo favorisce Juan Ortiz ed è subito vantaggio della Ionica. 0-1 dei Santa Teresini che partono a 1000 all'ora e mettono sotto la formazione padrone di casa. Al 16esimo, rimessa laterale regalata a Ninkovic, fa esplodere il destro, miracolo di Pappalardo che vola e mette in calcio d'angolo. Passa un minuto, c'è Gagliardo sulla destra, cross al centro, sul pallone si avventa Ortiz, ancora Pappalardo in presa centrale. 38esimo, stavolta Ortiz si traveste da Astisman, scarica per Gagliardo, il palo a negare la gioia del gol all'argentino. Ionica che ha il tiro a segno adesso contro lo Sporting Viagrande. 41esimo, stavolta Ortiz scarica per Mattias Puglisi, cerca spazio ma il suo destro finisce ampiamente alto sopra la traversa. Minuto 46, la spazzata di Gagliardo favorisce Genovese, prova il tentativo, nessun problema per Gugliotta in presa bassa. Siamo al minuto 49, calcio di punizione, Jan Ninkovic, ancora un legno e poi Mattias Puglisi non riesce a ribadire il rete. Anche sfortunata la Ionica che chiude soltanto con un gol di vantaggio questo primo tempo, decide Ortiz, ma quante occasioni per gli ospiti che avrebbero meritato un vantaggio sicuramente più ampio alla fine dei primi 45. Potranno rifarsi nella seconda parte di gara che si apre però con la conclusione a giro di Genovese. Gugliotta, presa centrale per lui, 55esimo, punizione affidata a Ballacchino nelle file dello Sporting Viagrande, svetta Muratori ma sul più bello si perde, non concretizza una chance ghiotta per il possibile pareggio. 61esimo, dall'altra parte risponde la Ionica, c'è il pallone sulla destra che viene gestito da Gagliardo, crossa dentro, prova ad aggredire l'area Ortiz, non riesce però a trovare il gol. Minuto 64, dentro Alessio Savoca per la Forgia. 65esimo, ancora un cross di Interdonato che pesca sul secondo palo. Alessio Savoca se la porta sul mancino, spara altissimo. Ionica sprecona in questa fase di gara. Minuto 71, c'è un gran recupero del pallone da parte di Puglisi che potrebbe allargare, lo fa sapientemente per il compagno Gagliardo, ancora Gagliardo, sfiora la traversa Max Gagliardo. 73esimo, ancora un gol a dividere le due squadre, lo Sporting Viagrande allora ci può credere. C'è il cross di Messina, ancora Murabido sul secondo palo, ancora pericoloso sui palloni alti, si fa sempre trovare pronto. 74esimo però, gran palla in profondità di Alessio Savoca per Ortiz a tu per tu col portiere Pappalardo, la tira addosso all'estremo difensore del Viagrande, l'attaccante della Ionica. 77esimo, dopo tanto pressing offensivo, Gagliardo dalla destra prova a mettere dentro, sul pallone arriva Ninkovic, fa 2-0, l'asse è tutta al biceleste. Gagliardo Ninkovic
match. Fa felice la Ionica, fa felice mister Costantino, la zampata mancina di Jan Ninkovic. 0-2, partita in discesa per la Ionica, entra Scotti, fuori Ortiz, minuto 81, lo Sporting Viagrande complica ulteriormente la prima partita perché già ammonito Muratori interviene così su Gagliardo. Il direttore di gara non può far altro che estrarre il secondo giallo rosso per il calciatore del Viagrande, che dunque chiude in 10 questo match già complicato di suo. 83esimo entra Florio per Interdonato, 87esimo entra Saglimbeni per Gagliardo. Appena 120 secondi Puglisi pesca lo stesso Saglimbeni, ha tutto il tempo di stoppare, di concludere, di fare 0-3. La Ionica ha chiuso ogni discorso in questa partita. Al 91esimo sarà il turno di Longo al posto di Gardia e poi il triplice fischio al comunale russo di Viagrande. Si impone la Ionica che vince con un netto 3-0 dominando contro il Viagrande. Decidono le reti di Ortiz, Ninkovic ed è subentrato Saglimbeni. Tutto aperto per quanto riguarda il discorso playoff, vedremo cosa succederà dalle prossime settimane con tutti gli scontri diretti in programma. Adesso voltiamo pagina, parliamo del girone D, sempre del campionato di promozione. Conferma del Megara Augusta che vince in casa una partita abbordabile contro l'Ispica, solamente una rete a 0, ma 3 punti pesantissimi in questa classifica molto corta. Guardiamo il tabellino completo. Megara Augusta batte Ispica 1-0. L'incontro Floridia-San Paolo Priolo è stato rinviato perché in settimana purtroppo è venuto a mancare il presidente proprio della squadra siracusana. Armerina Sporting Eubea 0-0, Leonfortese batte Atletico Scicli 2-1, Città di Comiso batte RG 2-0, Modica Calcio batte Don Bosco 2000 5-1, Pozzallo batte Frigintini 2-1 ed infine vittoria importantissima del Siracusa 3-0 contro il Caltagirone. Possono già partire le immagini di Megara Augusta Ispica, 1-0 per la squadra di Di Maria, 3 punti importantissimi perché permettono appunto alla squadra siracusana di rimanere in questo momento leader nel girone D del campionato di promozione. Però è pure vero che il Siracusa, regolando in casa il Caltagirone per 3-0, si porta a soli 2 punti di distacco, mentre c'è la conferma anche del Pozzallo che vince in casa con il Frigentini. Abbiamo dunque chiuso anche per quanto riguarda il campionato di promozione, ennesima pausa, tra poco rientriamo in studio e parliamo dei 7 gironi del campionato di prima categoria. Tutti.
Rientrati dopo la pubblicità, sportivi di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda in prima serata il martedì alle 21 su Gold 78 con immagini, resoconti, interviste e commenti della domenica sportiva dilettantistica siciliana dal campionato di Serie D sino alla prima categoria. Adesso per chiudere questo terzo segmento subito i tabellini della prima categoria e lo facciamo con il girone A. Questi risultati: Fulgatore batte Giardinellese 3-0, Altofonte batte Real Menfi 1-0, Balestrate batte Città di Cinisi 3-3, San Giorgio Piana batte Erice Borgocià 3-1, Iccarense batte Valderice 5-0, Città di Carini batte Castellammare 3-0. Fulgatore che con questi 3 punti si conferma in vetta in questo girone A del campionato di prima categoria. Al secondo posto, come potete ben guardare dalla schermata, l'Iccarense con 35 punti. Risultati del girone B: Cerda Giuseppe Macina Rangers 1986 1-1, Città di Petralia Sottana batte Città di Castellana 1-0, Real Casale Real Resuttano 1-1, Resuttana batte Real Trabia 2-1, vittoria dello Sporting Termini 1-0 contro il Rocca Palumba, Valle d'Olmo batte Palermo Calcio Popolare 1-0, ha riposato il Città di Petralia Soprana. Guardiamo un po' la classifica, eccola qui: Resuttana 49 punti, Sporting Termini 39 punti, ben 10 punti di distacco. Parliamo del girone C, questi risultati: Furna di Portorosa batte Rodi Milici 2-1, Aquila batte Rosmarino 3-0, Nasitana Sfarandina 3-3, San Fratello batte Città di Mistretta 2-1, Stefano Catania batte Protonarella 1-0, Tresse Brolo batte Città di Galati 1-0, Futura batte Umbertina 5-0. In classifica passo falso per la Sfarandina che pareggia in casa della Nasitana, mentre invece la vittoria del San Fratello permette alla squadra messinese di raggiungere la prima posizione in questo girone C del campionato di prima categoria. Terza in classifica l'Aquila che vince 3-0 in casa contro il Rosmarino. Guardiamo il servizio. Seconda vittoria consecutiva per l'Aquila Bafia che alla Pietropallio supera un ostico Rosmarino e si porta adesso a 3 soli punti dalla capolista San Fratello. Una gara comunque non semplice per i biancoverdi guidati da Giuseppe La Rocca che riescono ad avere la meglio dell'avversario solo nell'ultimo quarto d'ora di match. Una gara che si apre comunque con la formazione padrona di casa che ci prova dopo 17 minuti quando dall'angolo di Durante né Cannuni né Rotella riescono a superare il portiere Castrovinci. 2 minuti più tardi insistono ancora i locali con Cannuni che innesca Pugliafito in aria, il quale mette al centro per Rotella. La difesa del Rosmarino si salva in angolo. Dal successivo corner di Durante il pallone arriva dalle parti di Calderone che conclude al volo con la palla che finisce alta sopra la traversa. È un continuo assedio della formazione locale con il solito Pugliafito che innesca Cannuni, ma il suo colpo di testa trova la parata del portiere. Al 30° si fa viva il Rosmarino con la punizione di La Spisa che centra la traversa e sulla ribattuta Iemma non inquadra il bersaglio. 2 minuti più tardi però succede l'incredibile con l'Aquila che sciupa un gol praticamente già fatto quando Rotella raccoglie l'assist di Mairabile, colpisce il palo e sulla ribattuta spara clamorosamente alto sopra la traversa. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo e dopo 5 minuti il solito Pugliafito mette in aria per Cannuni che non centra il bersaglio. 180 secondi dopo ancora Aquila con Pugliafito che calcia a colpo sicuro sulla linea, salva Gaglione e poi Rotella trova la parata del portiere. 60 secondi più tardi ancora Aquila Bafia vicina al gol con Cannuni che non riesce nella deviazione per questioni di centimetri. Al 62° lancio dalle retrovie di Calderone per Pugliafito che entra in aria e calcia col mancino il tiro, però non c'entra lo specchio della porta. Insiste ancora la formazione di Giuseppe La Rocca con il solito Pugliafito che costringe agli straordinari il portiere Castrovinci. Al 70° ci prova anche il neoentrato Cambria che fa tutto bene, poi calcia dal limite col mancino, il tiro sfiora il palo. Gli sforzi dell'Aquila però vengono premiati al minuto 71 quando il neoentrato Castagnolo apparecchia per Pugliafito che controlla e batte il portiere facendo così Aquila Bafia 1, Rosmarino 0 e 7° gol in campionato per Stefano Pugliafito.
Il gol galvanizza la formazione locale che appena 60 secondi più tardi trova la rete del raddoppio con Cannuni che prima trova la parata del portiere ma poi sulla ribattuta della difesa col mancino batte Castrovinci per il gol del 2-0 e che gli vale come nono centro in campionato. Cannuni che non segnava da 5 partite. Il rosmarino comunque non ci sta, prova a venire fuori dal guscio al 75esimo, Cardella dal limite sfiora il palo alla destra del portiere Paratore. Poi però l'Aquila torna a spingere al 78esimo, Buglisi sciupa da 2 passi l'ottimo assist di Pugliafito, ma all'81esimo arriva anche il tris con Castagnolo che piazza il pallone sotto la traversa dove Castrovinci non può arrivare. Dunque partita chiusa da Castagnolo, sempre più bomber dell'Aquila con 10 centri in campionato. C'è un'ultima chance per l'Aquila all'85esimo e capita sui piedi di Buglisi che però non trova lo specchio della porta. Finisce dunque 3-0 per l'Aquila che sale in classifica a quota 40 punti, si conferma sul terzo gradino del podio a 3 soli punti dalla capolista Sanfredello, mentre il rosmarino rimane in terzultima posizione con 11 punti. Un 3-0 che permette all'Aquila di raggiungere la terza posizione in questo girone C del campionato di prima categoria. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone D. Questi risultati: Nuova Azzurra batte Academy San Filippo 4-0, Sant'Alessio batte Promende 3-1, Real Sud Nino Di Blasi batte PGS Luce 3-0, Orsa Promosport batte Robur 1-0, Juvelinia batte Saponara 3-2, Duilia batte Monforte San Giorgio 5-2, Castelvecchio Siculo batte Fiume di Nisi 2-1. In classifica vittoria importantissima della Nuova Azzurra che balza al primo posto con 41 punti, a seguire il Promende con 39 e il Duilia con 37. Anche questo girone D molto incerto, così come è incerto anche il girone E. Guardiamo i risultati. Belpasso FC batte Aci Bonaccorsi 2-0, Calcio Belpasso batte Leo Soccer 3-0, Giardini Naxos batte Zafferana 2-0, RSC Riposto batte Pedara Calcio 3-0, Città di Catania Mascalucia 1-1, Riposto Calcio batte Castel di Giudica 6-0 ed infine vittoria per 2-1 del Militello Val di Catania contro l'Atletico Mascalucia. FC Belpasso e Calcio Belpasso sempre più vincenti in questo girone del campionato di prima categoria. Vediamoci comunque la vittoria netta dell'RSC Riposto nei confronti del Pedara Calcio 3-0. Ci troviamo al Giulio Nicosia di Tremestieri, al momento casa del Pedara in lotta per evitare i play-out ma in netta ascesa, 7 punti in 3 gare, punti pesantissimi racimolati in 3 settimane. D'Angelo che ha il tempo di manovrare, se la giusta col sinistro, va col destro, le parti di Triolo, effettua una conclusione a parabola, pallone che si perde di poco alta, Sciuto. A sinistra Sciuto, parte il cross, Dumitrascu, il colpo di testa di Dumitrascu ed è 1-0 RSC. Battuta del corner da parte di Sciuto con il pallone che finisce in mezzo ed il colpo di testa di Peppe D'Angelo, 2-0 RSC. Diagonale per Triolo, ancora Dumitrascu, si distende la RSC, Cartellone, gran giocata di Sorrentale Pappalardo, Cartellone la fa passare in mezzo dove Dumitrascu è solo davanti al portiere e va a conquistare un calcio d'angolo, occasione per il tris da parte della Russo. Attenzione a Papotto, Papotto entra in area di rigore, Papotto e il pallone che va a colpire il palo. Che rischio con Papotto, ha colpito il palo ma pallone che è stato anche smorzato da Cisterna nella circostanza. Scambio conosciuto, Dumitrascu il velo, D'Urso è solo ed è il terzo gol della Russo, Gabriele D'Urso e siamo a 3. Non c'è più tempo, dice gamba curta di Enna, è finita così al Giulio Nicosia di Tremestieri. Pedara 0, RSC Riposto 3 gol per ripartire dopo un pareggio e una sconfitta e per salire a quota 39 punti. Domenica prossima c'è Russo Militello, big match allo stadio Luigi Averna. Quest'anno i gironi del campionato di prima categoria sono decisamente molto equilibrati. È il momento adesso di conoscere il tabellino del girone F.
Portopalo batte Città di Canicattini 1-0, Città di Chiaramonte batte Atletico Santa Croce 2-1, Mazzarone batte Percicli 3-0, Pachino batte Pro Ragusa 2-0, Rinascita Anetina batte Vizzini 2-1, hanno riposato Città di Francofonte e Santa Lucia. Con questa netta vittoria del Mazzarone 3-0 nei confronti del Percicli, i giochi sono fatti probabilmente in questo girone F. Abbiamo la squadra ragusana in questo momento in testa con 46 punti, con 36 il Percicli e poi via via tutte le altre molto ma molto distanziate. Chiudiamo i tabellini del campionato di prima categoria con il girone G. Questi risultati: Atletico Favara batte Agira 5-2, Branciforti batte Sant'Anna Enna 2-1, Villarosa batte Gemini Calcio 4-2, Libertas 2010 Nicosia 2-2, la partita Atletico Gorgonia Ravanusa è stata rinviata perché un lutto ha colpito la comunità di Ravanusa. 1-1 tra Barrese e Città di Caltanissetta ed infine pareggio tra Raffadali e Massere Pro Calcio 0-0. In classifica, dato che l'Atletico Gorgonia non ha giocato, balza in vetta l'Atletico Favara con 44 punti. È un gioco a due, come avete potuto ben vedere. E abbiamo chiuso anche per questa settimana. Come al solito rimandiamo l'appuntamento a fra 7 giorni, sempre qui in prima serata il martedì alle 21 su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Appuntamento a fra 7 giorni. Talento, fortuna, esperienza, impegno, costanza, coerenza. Tra genio e follia c'è poca differenza. Hanno lo stesso punto di partenza. Ma se sei solo e ti perdi e non va come vorresti tu, non c'è un navigatore né un tutorial su YouTube. È bello se ti riconoscono, è bello se vai in TV, ma è meno bello quando sei tu che non ti riconosci più. Tutto è più facile visto dagli occhi degli altri, perché quando non sei tu che piangi gli occhi sono meno rossi e meno grandi. Se vinci ti vogliono bene, ti fanno la ola, ti cantano un coro. La vittoria è una cosa di squadra, ma se perdi, perdi da solo. Per ogni ballerina che ha male ai piedi e si medica, per ogni calciatore che risparmia per le scarpe nuove, ogni studente che non mangia si dimentica, un musicista che anche da stanco va in sala prove, per ogni sportivo, artista, regista, scrittore, fotografo, astronauta, cantante o disegnatore. Se c'è riuscito uno, possiamo farlo tutti. Il tuo sudore è la tua occasione, che fai, la butti. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede chi è che ha fede e chi riesce a vincere anche senza te. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede chi è che ha fede e chi riesce a vincere anche senza te. Quando ero piccolo qualcuno mi ha detto che sono i sogni nel cassetto che ti rendono uomo. Ora che sono cresciuto sospetto che i sogni che avevo sono solo una parte di ciò che sono. Sono i calci compresi